No, I'm not a writer. Guarda, ciao Bau! Guarda! Bau! Ciao biondo! È arrabbiato! Hai visto? Si è arrabbiato! Cosa hai visto tu? No, Amy! No, su! Bene, specchi attaccati, dai! Quasi finito un po' la sistemazione estetica almeno del camper, no? Ok, una roba! Qua sta venendo così, lo voglio fare con tutte foto, adesivi. Qua sotto non lo so, qua sotto credo il logo che è qua dentro, ecco, tra l'altro. Devo trovare il righello. Lo taglio stasera, attaccati qua a te. Là. Vabbè dai, nonostante il devasto apriamo. Ho rotto tanto da mesi che andavo avanti con sto cavolo di stabilizzatore. Vediamo cosa c'è. Ah, vedi, hai i soldi e non hai la felicità. Vabbè, per adesso chiudiamo l'occhio. Bello! Adesso montalo te. Cosa abbiamo qua? Abbiamo questo, dovrebbe essere lo stabilizzatore. Come funziona? Ah ok, così. Credo sia meglio leggere le istruzioni. Cos'hai qua? Batterie, 2 aganzi non so per cosa, tanta roba, troppa roba. Cosa abbiamo? Cos'è? Queste sono le mie cuffiette, vabbè. Una chiave USB, cos'è sta roba? Cosa serve? Ok, leggo le istruzioni, un USB che porta un USB. Questo, uno con una cosa col jack audio. Cazzo serve sta roba? E questo? Perché tutte ste robe? No. E questo è un cavo USB, almeno quello lo conosco. Allora, perché? Vabbè dai, troviamo le istruzioni. Allora, altra roba ancora, cos'è? Ecco, non bastava. Datemi le istruzioni, figlie di un lampo, degne di un re. Simpatica, la tengo la scatolina, beh sì, con quello che mi costa, minimo. Allora, secondo le instruction da togliere questo che c'era la vitina, bello, tutto in metallo, pesicchia, e se non so quanto è fattibile metterlo nella schiena della Amy. E mettere le batterie qua, va bene, mettiamo le batterie, puoi anche tenerlo sotto carica da quello che avevo letto, no? Devo ancora capire bene come funziona, però vedremo. Bene, a parte che devo ancora imparare a usare questo stabilizzatore. Hanno iniziato a rompere le balle con i cani e allora io rimetto, guarda il camper dove era prima, nel parcheggio dove hanno iniziato a rompere i coglioni. Va contro un attimo i miei principi, la mia filosofia, cioè se uno è stupido e rompe i coglioni tu non devi ripagare con la stessa moneta di essere superiore, però voglio giocare un po' anch'io a essere inferiore, quindi te lo rimetto là. Quindi adesso il mio piano per rompere i coglioni è lasciare a casa il cane per un mese, che ovviamente si riammalerà di nuovo perché il maiale è già andato là a strusciarsi il naso e se è allergico ritornerà a sangue, andremo avanti antibiotici per altri mesi e via discorrendo, ma in cambio io glielo lascio a casa un mese e lascio il camper dove non volevano che lo mettessi per un mese. Sono dentro le linee, tutto a norma di legge e vaffanculo. E anche oggi è andata. Adesso andiamo a prendere la Mocano perché io devo spiegarti che il motivo principale per cui ho sempre avuto morosete nella mia vita era perché mi facevano il caffè, perché io alla mattina non esisto, non connetto e non riesco a farmi il caffè. Difatti l'ultimo caffè che ho fatto non ho messo l'acqua nella moka, no? E quindi mi è mezza scoppiata la moka, si è tutta deformata, pensavo fosse solo la guarnizione, in realtà si è sformato proprio tutto e quindi adesso devo andare a prendermi la moka, così vabbè, già che ci sono vedo se mi serve qualcosa, mi servirebbe dell'acqua che sono senza acqua da bere e poi parto, io andrei a dormire al mulino di Refrontolo. Ah ecco, passo a casa a prendere il cane, all'ex casa, che sai che qua hanno rotto il cazzo e quindi e via.
che non c'è neanche tanto caldo, se c'era più caldo facevo il bagno nel ruscello lì, era bello, porca miseria, c'era il ruscello, la cascata, però sai che nei ruscelli ci vuole veramente caldo bastardo per fare il bagno là, perché è tanto freddo. Mamma mia che sonno, devo ancora comprare le batterie per il camper, porca miseria, e l'altro pannello fotovoltaico. Sto alimentando il male della tecnologia con una batteria da 75, computer, tutto quanto, tutte le batterie, la GoPro, lo stabilizzatore, il microfono, perché è tutto ricaricabile, no? Cioè non hanno le batterie usa e getta, e dalla torcia, la sigaretta elettronica, tutto, perfino la sigaretta elettronica. Mamma mia, grazie sole, grazie di esistere. Sto parlando male perché mi sono pinciato la lingua con un dente, porca di quella troia. Vabbè, allora ti racconto le mie cose la prossima volta. Bello, siamo arrivati Emi, abitiamo qua oggi, sai? Andiamo a fare il bagno nel ruscello. Adesso spengo perché qua devo girare, c'è il parcheggio di casa nuova. Andiamo cane, andiamo a vedere. Oh. Vieni che andiamo a vedere. Un Emi e un qua. Un Emi e un qua. Si cade. Gatto, hai visto il gatto? Come facciamo? Lascialo lì? No, non può star lì il gatto, non può. Buono abitare così, devo ancora provare lo stabilizzatore. Comunque qua dove è il mio cane pericoloso, è lì. Allora noi viviamo più o meno in un vigneto, ma in realtà lì abbiamo la cascata a 50 metri. Buono cazzo. Spario a Federica. Vai! Non occupate, sennò dopo i carabinieri, polizia ogni volta do coglioni. Mamma mia. Vieni. Mira che mi calcio No, che sai che coso. prima che arriva Federica. Che cosa? Perché te lo dico coglioni? Quindi sono wild. Ah, buono cazzo. Questo così per te mi sono ancora devo imparare. Non mi è molto chiaro la situation qua. Questo va a fare. Allora così, no beh, così inquadra te. Così sta in bolla. Questa è la modalità che piace a me. Perché ha tre modalità. Una che sta in bolla, Sì. una che sta però continua a seguire te, no, ok, eccola là, si sposta, però così guarda verso l'alto, va bene, così, ma così te me sta in boia, quindi vuol dire così. Devo studiare Federica. Quando? Sai che lì sono... Vedi, così sta in boia. Tu che video che mi fa alla fine? Sono quelli che hai già pubblicato? Sì, ma poi mi tocca comprimerli anche. Perché le... ma... Cioè andrebbero originali ma con monitor. Vedi tu uscite poi camminare, vedi tu? Guarda, guarda, vedi tu? Che sta... Cioè come cammina. Ah no, ho fatto venire qua per cazzo. Ah, grazie. I love you.